Davvero sono felice di essere qui con voi in questa splendida terra e soprattutto con queste belle idee che ci rendono, come dire, fratelli anche in un'unione così straordinaria di intenti. Io pensavo, guarda, ho trovato delle affinità elettive con la mia università, il che mi fa veramente piacere. La nostra università, brevemente ve la racconto, ma velocemente, è nata nel 2004. È frutto dell'idea e dell'idealità di Slow Food. Petrini aveva fondato Slow Food credo all'incirca 30 anni prima e poi aveva capito che non si poteva andare avanti se non si metteva anche a questo movimento gambe più ideali, più scientifiche, eccetera, eccetera, e quindi ecco questa università che nasce, quella che era la Corte Albertina, quella che era la fattoria modella dei Savoia, che nell'Ottocento doveva un po', come dire, essere la traiettoria di sviluppo dell'agricoltura della nuova nazione che si stava organizzando. Poi questo borgo è comunque decaduto del tutto e l'abbiamo preso per i capelli, nel senso che ormai erano davvero, anche i tetti non esistevano più, è stato tutto recuperato, quindi c'è uno splendore di neogotico che imperversa in questo luogo e che comunque è diventato importante, molto importante, perché oggi siamo ancora la prima università al mondo, perché tematicamente siamo gli unici a occuparsi solo di cibo e di gastronomia e di terra. Dopodiché è chiaro che molti ci stanno copiando, molti vengono dietro di noi, molti vengono a chiederci consigli. La cosa sorprendente è che grandissime università di tutto il mondo vengono a noi a chiederci che cosa devono fare, qual è la strada, qual è, come dire, il modello di questo sviluppo, di quest'idea di scienza che noi abbiamo maturato attorno al cibo e all'alimentazione. Ovviamente, come dicevo, le scienze gastronomiche sono scienze giovani, nate al tornante dell'epoca napoleonica, e via via si sono fatti poco per volta scienza, e devo dire che forse il contributo più grosso che la mia università ha dato in questa direzione è stato quello di avere creato le strutture teoriche, tecniche, metodologiche per far sì che le scienze gastronomiche si possano definire tali, e questo credo sia stato il più grande contributo. Noi a proposito recentemente abbiamo formulato un manifesto di Pollenzo che in effetti vuole indicare quali sono le traiettorie, diciamo, costitutive di sviluppo di queste scienze, ed in questa direzione ovviamente noi ci incontriamo con voi, con la vostra esperienza di terreno, perché noi abbiamo bisogno di terreno, abbiamo bisogno di confrontarci. Noi siamo nati molto come modello di terreno, perché Slow Food, lo sapete, è partito dal nulla, è partito da Brata, 4 amici al bar, ed è diventato quello che è oggi. Occupa, come dire, si è sviluppato in più di 100 paesi del mondo. Sapete la grande manifestazione di Terra Madre, quest'anno sono arrivati 7.000 contadini da tutto il mondo, sono arrivati a Torino e sono venuti a discutere, a dialogare, a creare cooperazione, a creare solidarietà, a creare un modello, un denominatore comune estremamente interessante. Io direi a cercare, proprio per essere, come dire, usare lo stesso linguaggio che hai usato tu prima, a creare come dire, buone pratiche di comunità, e queste buone pratiche di comunità le stiamo cercando, le stiamo individuando. Questa che proponete è sicuramente una straordinaria buona pratica di comunità, e tutto questo ci porta ad avere una comunità di destino, e questo a me sembra importante, perché dobbiamo andare in questa direzione. Quando partecipano tutti di questo territorio, allora sì, la comunità esiste. Allora la comunità vuol dire fare queste cose, creare queste buone pratiche, e sono sicuro che questo è un modo per arrestare il declino e far sì che, come dire, ritorniamo a far vivere queste comunità, perché forse io credo che nel destino dell'Italia ci sia questa fortuna, questa possibilità in futuro di avere una, come dire, una traiettoria che ci porti in questa direzione.